Nuova sede a Conegliano per le attività di formazione professionale dell'ENAIP, risultato della riqualificazione di una struttura commerciale dismessa di oltre 2.800 metri quadrati. L'edificio è dotato di laboratori di ultima generazione con tecnologie avanzate e innovative. Da settembre potrà accogliere 350 studenti con l'obiettivo di offrire loro percorsi formativi altamente professionalizzanti. Ricordo che gli studenti che varcano le porte delle scuole della nostra città ogni giorno sono circa 12.500, di questi una parte frequentano questo centro di formazione professionale estremamente utile e un centro di formazione che, come lo dimostrano le statistiche, consente sicuramente un inserimento lavorativo forse anche più veloce rispetto a altri indirizzi scolastici. In controtendenza rispetto ai dati sull'occupazione giovanile, chi frequenta questo tipo di attività didattiche ha infatti ottime probabilità di trovare un buon impiego. Al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale come quello che si fa in ENAIP, dopo un anno noi misuriamo, ma misura anche ISFOL, oltre il 70% è occupato con contratti stabili. Lo dico perché si sta molto discutendo della disoccupazione giovanile in questo periodo e assistiamo a dati molto negativi. Chi fa percorsi di istruzione e formazione professionale è fuori da questo conteggio. All'origine di questi numeri, spiegano da ENAIP, c'è il particolare tipo di formazione che viene offerta, con la prevalenza dei laboratori sulla teoria e la fondamentale possibilità di prendere contatto col mondo del lavoro già durante il periodo scolastico. Queste fanno uno stage, quindi hanno la possibilità di fare 1 mese e mezzo, 2 mesi in terza all'interno di un'azienda, aziende ovviamente del territorio. Ecco che così i rapporti si possono rafforzare e giustamente anche i ragazzi sono molto più stimolati perché hanno modo di mettere subito in pratica, anche durante poi il periodo estivo, quello che durante l'anno apprendono.